Benvenuti, buon fine settimana, nuovo appuntamento con il nostro approfondimento, il punto, anche oggi tanto spazio ovviamente alla politica, ci sono diversi incontri, convention importanti, ci collegheremo oggi con Atreju per la convention di Fratelli d'Italia dove ci sono moltissimi siciliani, cominciata a Catania la festa regionale dell'unità, quindi da una parte diciamo Fratelli d'Italia, dall'altra parte il Partito Democratico, a Catania arriverà Eli Schlein per parlare al suo popolo, insomma in questa terra dove da tempo vince solo il centrodestra. L'anteprima di oggi ho il piacere di avere con noi Attilio Bolzoni. Ciao Attilio, collega, scrittore, per anni firma della Repubblica. Ciao Attilio. Ciao. Attilio, insomma, allora io parto diciamo in questa chiacchierata che facciamo all'inizio della trasmissione, giusto per non farci mancare niente, parto, guarda, da un tuo libro che è Immortali, che è il libro con il quale stai girando, insomma, che racconta uno spaccato della Sicilia, non della migliore direi, assolutamente. Della Sicilia degli immortali, appunto, quindi non può essere la migliore, delle tribù politiche, delle solite tribù politiche che comandano ininterrottamente da 33 anni, da 35 anni. 35 anni fa in alcune province della nostra isola l'acqua arrivava 2 volte al mese e oggi arriva 2 volte al mese. 35 anni fa una strada su 5 era interrotta in Sicilia e oggi una strada su 5 è interrotta. 35 anni fa sprofondavano paesi sotto i nostri occhi e oggi sprofondano paesi sotto i nostri occhi, ma in questi 35 anni comandano sempre gli stessi. E che sono da una parte Totò Cuffaro, dall'altra Raffaele Lombardo, al centro Salvatore Cardinale e intorno Marcello Dell'Utri, il presidente della regione Renato Schifani, è un'unica tribù che è immortale. Sopravvive a tutto, sopravvive a tutto. Sopravvive a se stessa, direi anche, nonostante le inchieste, perché alcuni di questi personaggi vengono arrestati, altri vengono condannati, altri vengono prosciolti, altri sono stati assolti, quindi tutte le posizioni di questi personaggi sono diverse, sono tutte diverse, ma immancabilmente questi hanno avuto in passato, molti di questi hanno avuto rapporti con ambienti criminali. Ora, sono quelli che comandano in Sicilia, ma basta pensare a Palermo. Il sindaco di Palermo, quello che il 23 maggio va a rappresentare la città per ricordare i morti di Capaci, Falcone e i poliziotti, è stato voluto da 2 condannati per mafia, Totò Cuffaro e Marcello Dell'Utri. Poi mi dicono che lo Stato ha vinto. Forse ha vinto, ma ha anche perso. Senti Attilio, proprio su Cuffaro, diciamo, ti ha colpito questa? Evidentemente no, perché dico, tu lo dici in maniera chiarissima, dice, sono sempre gli stessi che comandano, dico, ma ti ha colpito questa seconda inchiesta, questi secondi arresti? Diciamo, la maggior parte, devo dire, anche di tanti colleghi, non avrebbe mai pensato a un epilogo di questo tipo. Guarda, io sono andato a prendere Cuffaro nel dicembre 2015 fuori da Rebibbia all'alba, il giorno che è uscito. Ho fatto un pezzo di viaggio con lui e mi aveva detto: non faccio più politica, non farò mai più politica, ho pagato il mio conto, ho capito di aver sbagliato. Io non so se gli ho creduto al tempo o non gli ho creduto, però negli ultimi anni ho capito che lui comandava prima, dopo e durante il carcere, perché studiando la situazione siciliana ti accorgi che quando Cuffaro entra in carcere per la prima volta, dopo 12 giorni il suo amico Saverio Romano, altro personaggio coinvolto nell'inchiesta, la procura ha chiesto l'arresto e il GIP gliel'ha negato. 12 giorni dopo l'arresto di Cuffaro, il suo amico Romano è diventato ministro nel quarto governo Berlusconi. Quando era in carcere, Cuffaro aveva 3 assessori nel centrodestra di Lombardo e 3 assessori nel centro-sinistra di Crocetta, ha altri assessori nel governo Schifani, ha le mani nella sanità, nella formazione. Non ha mai smesso di comandare un solo giorno.
Me lo aspettavo? Non avevo risposto alla tua domanda. Sì, me lo aspettavo perché era tutto alla luce del sole. Ora c'è l'inchiesta giudiziaria, naturalmente, e non so come andrà, ma un conto è l'inchiesta giudiziaria, un conto è quello che vediamo tutti noi ogni giorno alla regione. Quindi c'è Senti, poco a me da... sai cosa ha colpito però, diciamo, poi è sempre, diciamo, no, viene prima l'uovo o la gallina, cioè a me ha colpito anche questo consenso che ha Cuffaro. Cuffaro ha preso alle ultime elezioni 150.000 voti, di 150.000 siciliani che hanno creduto alla sua proposta, è stato praticamente osannato dall'elettorato e qualcuno credeva addirittura che potesse nuovamente comandare più di quanto stesse facendo in Sicilia. Non è un mistero che lui si volesse candidare o al Parlamento nazionale o addirittura alla regione. Qualcuno gli aveva fatto sognare anche che poteva ridiventare presidente della regione. Allora, il cuffarismo è un fenomeno studiato ancora troppo poco. Innanzitutto è il numero uno perché ha una sensibilità e una raffinatezza politica, è un uomo politico di peso rispetto ad altri, all'antica, è un personaggio di peso che ha capito quando poteva non ritornare ufficialmente perché non se n'era mai andato, ma guarda che lui ha preso più di 1 milione di voti 20 anni fa, cioè quindi lui ha un serbatoio elettorale immenso. Il problema è i siciliani perché lo votano, evidentemente perché lo votano perché ritrovano in questo personaggio un interesse particolare. Dopo le stragi non siamo cresciuti in Sicilia, la democrazia è molto ferma, ma non per le idee che rappresenta uno schieramento o un altro schieramento, è per questo sistema di potere che è un potere immortale ma anche molto marcio. Senti Attilio, tu tra i tanti libri che hai scritto c'è anche Il Capo dei Capi che è diventato poi un bestseller, una serie televisiva molto seguita eccetera, però dico al di là del racconto di Totò Riina, di quella mafia, dei Corleonesi, di Cosa Nostra che esisteva in quel tempo, tu ovviamente hai ascoltato e hai vissuto anche le vicende giudiziarie raccontate da Falcone e da Borsellino. Qual è un ricordo che ti lega a questi personaggi? Beh, i ricordi sono tanti. Il maxi processo, quando si istruiva il maxi processo era appena finita la guerra, la cosiddetta guerra di mafia, c'erano stati 1700 morti al giorno, dalla primavera dell'81 all'ottobre del 1983 cadevano magistrati, poliziotti, sacerdoti, giornalisti. E ricordo cosa mi lega? Mi lega l'avere capito che questi due personaggi hanno decisamente cambiato Palermo. C'era un'atmosfera, Palermo si pensava che non sarebbe mai potuta ritornare come era prima, perché con il maxi processo, l'aggressione per la prima volta da quando l'Italia è Italia, la mafia che veniva aggredita, il maxi processo che era andato in primo grado, quel capolavoro di ingegneria giudiziaria era andato in porto, sembrava che non si dovesse più tornare indietro. Invece poi c'è stato il 23 maggio e il 19 luglio del 1992 e poi più ci stiamo allontanando dalle stragi e più il ricordo, la memoria di quella stagione straordinaria si scolorisce. C'è una mafia che è tornata mafia, si è riappropriata della sua natura e non si manifesta più all'esterno con la violenza delle armi, e c'è un'antimafia che non la riconosce e si è sgonfiata, un'antimafia ammaestrata e ubbidiente. A me colpisce anche l'ultima, la testimonianza del procuratore capo di Caltanissetta in Commissione Nazionale Antimafia, dove tra le tante ipotesi che si sono fatti insomma, per giustificare queste stragi o per trovare comunque una pista a queste stragi, c'è quella della pista nera esclusa totalmente dal procuratore De Luca, che ha detto là il fatto vero è la gestione di mafia, la gestione degli appalti da parte della mafia, era quello che interessava, e poi Falcone e Borsellino sono stati isolati da un mondo che ha fatto credere alla mafia, a Cosa Nostra, che in qualche modo anche il mondo della magistratura fosse permeabile, e quei due erano solamente da intralcio a questo sistema. Allora, con tutto il rispetto che si deve a un procuratore della Repubblica, quindi non voglio sembrare irrispettoso, Assolutamente. ma mi auguro
e auguro a tutti, ci auguriamo, un augurio che faccio a tutti, che il procuratore capo della Repubblica di Caltanissetta abbia robusti elementi da sviluppare per portarci finalmente, dopo tante indagini e indagini sulle indagini, a far emergere frammenti di verità su mafia appalti e l'uccisione di Falcone e Borsellino. Ma, ripeto, con il massimo rispetto, ne dubito altamente. Perché? Perché non credo che quella sia la pista giusta. Credo che quella sia un'altra perdita di tempo. Questo lo penso io, con tutto il rispetto per i magistrati, per carità. Non sono un tifoso della pista nero, della pista giallo, della pista mafia appalti. Però ascolta, Luca, se il procuratore di Caltanissetta sviluppa alle estreme conseguenze la sua ipotesi, perché c'ha degli elementi robusti per farlo naturalmente, deve arrivare necessariamente a una seconda clamorosa revisione del processo Borsellino, perché se la pista appalti è la pista buona, come dice il signor procuratore di Caltanissetta, deve alzarsi domani mattina tutto lo Stato e chiedere scusa a Giuseppe Graviano, perché Graviano col mafia appalti non c'entra niente, quindi deve arrivare a una seconda clamorosa revisione e far uscire Graviano, che è l'uomo di contatto tra le stragi siciliane e le stragi del nord. Ecco perché credo che questa pista non porterà da nessuna parte, perché nessuno chiederà scusa a Giuseppe Graviano, detto Madre Natura. Non potevi essere più chiaro. A proposito di mafia, ti ha colpito insomma l'azione, parliamo adesso di un politico dei giorni nostri, un giovane politico, Ismaele Lavardera, che ha a modo suo, diciamo, con i suoi mezzi, con le sue possibilità, liberato Mondello e ha scoperchiato, diciamo, un vaso di Pandora, che è quella della società italo-belga, delle società legate alla italo-belga. Insomma, adesso ci sono addirittura tanti indagati per, diciamo, che facevano favori, Cosa Nostra, che facevano favori alla italo-belga, anzi che erano quasi organici alla società italo-belga, cioè lavoravano. A liberare, diciamo, dalla mafia la società italo-belga non sia stato Lavardera quanto la magistratura di Palermo e gli organi di polizia che hanno fatto le indagini, hanno scoperto un po' di cose, un input giornalistico di denuncia è partito da lui, ma il resto, il grosso, credo che l'ha fatto la magistratura lì, no? Credo, mi pare di capire. Di solito funziona così, però... Però diciamo ben vengano, no, queste azioni, alla fine insomma servono a ripulire un po'. Certo, come se servono a ripulire, è ovvio che servono a ripulire. Sì, è perché ho detto il contrario, ma ci mancherebbe altro. Certo che servono a ripulire queste cose. Queste e altre, come le operazioni che sono state fatte l'altro giorno su Palermo, sulla Brancaccio, sul racket. Non credo che quella è una mafia dalla faccia sconcia, è una mafia degli emarginati, però è ovvio che servono a ripulire. Le azioni di polizia dell'altro giorno a Brancaccio, quei 180 arresti fatti qualche mese fa, che io considero non alta mafia, ma mafia degli emarginati e non mafia degli incensurati, certo che ci servono, perché servono anche quelle a ripulire, ma ci mancherebbe altro. Togli di mezzo un po' di marmaglia, ripulisci, hai detto bene, hai usato il giusto verbo, ripulisci. Allora Attilio, io ovviamente lo sapevo prima di iniziare, ho detto i nostri 10 minuti che abbiamo a disposizione diciamo, finiscono praticamente subito. Senti, ti voglio chiedere una cosa però, che è di stretta attualità, proprio di questi giorni. Tu vivi a Roma, viaggi per portare in giro, anche per far conoscere i tuoi libri. Ogni volta, quando si avvicina Natale o quando si avvicina l'estate, si parla sempre di caro voli. E questa storia, anche questa, no? Sembra un po' stantia, però i siciliani insomma devono fare fronte a questo problema per tornare a casa. Io viaggio in macchina, infatti. allora, ponte sì o ponte no? Allora, adesso vi sorprendo, perché io per una vita, contrariamente a voi catanesi, io sono sempre stato contro il ponte perché pensavo la Sicilia perde la sua identità. Adesso non sono contro il ponte per pregiudizio, però
perché il ponte, giro il mondo, ci sono ponti bellissimi, sono delle grandissime opere, sia da attraversare sia quando si vedono dall'aereo. Però quest'estate un nostro collega, Franco Viviano, si è rotto un femore a Stromboli. Non c'era un'ambulanza, lo hanno caricato su una lava. È stato 5 ore a Stromboli, poi con un elicottero l'hanno portato in un ospedale a Messina. Lo stavano operando, ma l'ospedale ha chiuso, l'hanno portato in un altro ospedale. Nel frattempo è crollato un piccolo ponte in provincia di Messina. Allora, c'è una strada su 5 interrotta in Sicilia. Prima di fare il ponte forse servono miliardi di altre cose. Quindi nessun sentimento contrario dal punto di vista ideologico, e cosa ancora più importante, non mi piacciono le persone che dicono non facciamo il ponte perché unisce due cosche. No, allora le cose non si fanno perché c'è la mafia, no, le cose si fanno anche senza la mafia, però il ponte deve arrivare dopo tante altre cose che non ci sono. Allora, grazie a Attilio Bolzoni per essere stato con noi. Facciamolo vedere anche quel libro, insomma, che ha fatto, diciamo, che ha fatto storia, Il capo dei capi, credo che, insomma, con Giuseppe D'Avanzo, no? Quanto successo, no? Anche, insomma... Quanto lavoro, 6 mesi a Corleone ho vissuto per fare quel libro, ho dormito 6 mesi a Corleone. Anche oggi però io là potremmo aprire un altro capitolo diciamo, sull'effetto simbolo di Totò Riina anche ai giorni nostri. Devo dire che questo effetto emulazione certe volte veramente fa venire i brividi, e forse anche a causa diciamo, o per, diciamo, favore di questo libro, che poi è diventato una fiction di grandissimo successo, girato in tutto il mondo, dove lui sembrava davvero nella rappresentazione almeno cinematografica, sembrava veramente uno che poi... No, le polemiche non le ha create il libro, la fiction. La fiction, appunto, dico, la rappresentazione. No, alla fine il libro raccontava delle verità, insomma, delle verità. La fiction è fiction. La fiction si chiama fiction perché è fiction. Bisognerebbe spiegarlo a tanti ragazzini anche al giorno d'oggi. Diciamo, tu anche con il tuo lavoro fai anche questo quando giri, quindi andatelo a vedere. Attilio Bolzoni, Immortali, se arriverà vicino a casa vostra, sicuramente arriverà. Stai girando tutta Italia, quindi insomma... Sì, ho tante presentazioni. Complimenti. Allora poi mentre sei da queste parti ti aspettiamo qui in studio. Grazie a Attilio Bolzoni, tra un po' ci sarà la Vardera, qui tra un po' ci collegheremo con Atreju, con la festa regionale dell'unità, ci collegheremo insomma con altri personaggi, ci sarà Carlo Calenda, vedremo, e poi insomma tanti altri ospiti della politica siciliana qui al punto all'interno del nostro dibattito. Dopo la sigla, grazie a Attilio Bolzoni, ciao. Grazie a voi, ciao. Adesso entriamo all'interno del nostro dibattito, ancora benvenuti, bentrovati, nuovo appuntamento con il punto. Oggi parliamo insomma di un sacco di cose, grazie a Attilio Bolzoni per averci anche ricordato alcuni passaggi essenziali della nostra vita democratica. Guarda, vi coinvolgo subito sulle parole che ha detto, insomma, in riferimento alle stragi del 92, all'audizione del procuratore di Caltanissetta, De Luca, insomma, ha detto una cosa importante Bolzoni in questa storia. Dice, se davvero fosse vero quello che dice De Luca, tutto lo Stato dovrebbe chiedere scusa a Graviano per le sue testimonianze. Dice, quindi questo non avverrà mai, l'ha detto Bolzoni, e dice questa teoria, diciamo, della mafia appalti diciamo, non troverà tanta strada, diciamo, nella ricostruzione delle stragi. D'Agostino, perché mi guarda così? Io penso che invece gli omicidi di Falcone e Borsellino non sono da ricondurre ad una matrice esclusivamente mafiosa. La mafia ha dato una mano a qualcun altro per eliminare Falcone e Borsellino e creare le condizioni per una nuova stagione in questa nazione. È una cosa molto più particolare, più profonda, più articolata, che non può essere neppure liquidata con poche battute. In Commissione antimafia abbiamo fatto un lavoro eccellente su Borsellino, ma che poi fa specchio con
con Falcone. La morte di Borsellino con la mafia c'entra veramente poco. Sarà una provocazione dell'ottimo giornalista Bolzoni, perché chiedere scusa a un mafioso, uno stragista, mi sembra No, dice assolutamente... proprio perché non sarà... Ma non dice, c'entra, non si chiede scusa era a in un linea un po' mafioso, quello no? che dice D'Agostino. No, Graviano è un Era mafioso in che linea. ha partecipato alle stragi, a distruggere questa terra e quindi non merita neanche una battuta. Su quella che è l'audizione del procuratore di Caltanissetta c'è molto da riflettere, dove sembrerebbe che è ribaltata quella che è una posizione che la magistratura per anni ha tenuto, e oggi invece la magistratura prende una strada molto particolare che mette la politica e la mafia insieme, rispetto anche a pezzi della magistratura che hanno visto le cose in maniera diversa rispetto a quello che immaginavamo ieri. Quindi è una situazione molto complicata, dove sicuramente molte persone che hanno responsabilità importanti nello Stato italiano le hanno avute e conoscono questa storia in maniera molto specifica. Speriamo che si va fino in fondo. Io non ho presentato gli ospiti, Fabio Mancuso, appena finito di parlare, Grande Sicilia, rappresentanza di Grande Sicilia, il movimento di Raffaele Lombardo, La Galla e Miccichè, questo nuovo movimento. Adesso cercheremo anche di capire, diciamo, come si posiziona in questa lunga campagna elettorale che ci porterà alle regionali. Nicola D'Agostino, deputato regionale di Forza Italia, Ismaele Lavardera, coordinatore, come si dice, segretario, presidente di Controcorrente, il movimento che lui stesso ha fondato, è deputato regionale, però eletto Lavardera con Sud chiama Nord. Insomma, tra un po' ci collegheremo, lo dico per i nostri telespettatori, apriremo una finestra con Atreju, la convention nazionale di Fratelli d'Italia, che ormai è diventata una cosa enorme. Ci collegheremo con il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Luca Sbardella, il commissario voluto da Giorgia Meloni in Sicilia. Ci faremo raccontare anche quanti siciliani ci sono. In una battuta poco fa ho detto, presentato una trasmissione al telegiornale, hanno contribuito a far aumentare i prezzi dei biglietti, perché c'è stato un esodo in massa di politici, portaborse, insomma sono tutti a tre. Non si trova un nome di Fratelli d'Italia in Sicilia in questi giorni, in queste settimane. Io ad esempio sono stato poco fa da Savia, no, tra la pasticceria, e mi sono beccato con Manlio Messina, lui non c'era ad esempio. Non c'era perché non era è più, lì per caso, ci siamo sarebbe salutati. stato in altri tempi. Lui ad esempio non c'è. In altri tempi sarebbe stato là. Lui tra l'altro sta fondando la sua compagnia aerea. Insomma. E ci collegheremo, appena vedo anche in bassa frequenza, mi daranno un input dalla regia, anche con la festa regionale dell'Unità, è cominciata a Catania, che mette insieme insomma tutto questo campo largo. Non si capisce se in modo inclusivo o esclusivo, adesso ce lo spiegherà anche Lavardera. Sono successe tante cose questa settimana, soprattutto diciamo, io comincerei da questo perché è un tema che scalda molto i siciliani, la sanità. È stato pubblicato questo report di Agenas, dove insomma ancora una volta diciamo, non è che faccia oppure vengono fuori dei grandi elogi alla sanità siciliana, però qualche dubbio c'è. Prima vi faccio vedere il servizio di Simona Mazzone con Germano La Tessa e poi diciamo, ne parliamo e allarghiamo anche il discorso ad altri temi che riguardano la Sicilia. È tempo di bilanci di fine anno per valutare lo stato delle cose nelle regioni italiane. In tema di sanità, la Sicilia si trova sul podio, sì, ma non per eccellenze. Dopo la Campania, il numero più alto delle strutture sanitarie bocciate si trova nella nostra Trinacria, ben 43 su 103 sottoposte all'analisi dell'indagine Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, che avverte: è una valutazione, non una classifica. Nel 2025 i parametri presi in esame sono stati 218 su 8 settori diversi: cardiocircolatorio, nervoso, respiratorio, chirurgia generale, chirurgia oncologica, gravidanza e parto, osteomuscolare e nefrologia.
Alle strutture viene assegnato un audit quando per 2 anni consecutivi ottiene un punteggio molto basso in uno specifico settore. La Sicilia ha 103 segnalazioni di audit su 43 strutture sanitarie, 16 segnalazioni di eccellenza, di cui solo 3 sono pubbliche: l'ospedale Cannizzaro di Catania nell'ambito cardiocircolatorio e gli ospedali di Noto e Lentini. 2 ospedali, il Papardo di Messina e il Policlinico Giaccone di Palermo, registrano la valutazione peggiore, con un dato che non fa sconti. Nel sistema sanitario siciliano persiste ancora il problema nel settore gravidanza e parto. Punteggi bassi anche per gli ospedali di Biancavilla, Caltagirone e per il Sant'Elia di Caltanissetta. Rispetto allo scorso anno, 68 strutture in Italia hanno migliorato i propri risultati e non sono più segnalate per l'audit. Tra queste ce ne sono 6 siciliane: l'ospedale di Acireale, quello di Modica, l'Humanitas di Mister Bianco, l'Istituto Oncologico del Mediterraneo di Via Grande, Casa di Cura Maria Eleonora Hospital e Ismet di Palermo. Tra pubblico e privato al sud sono state individuate 197 strutture su 1117 valutate da sottoporre a un processo di revisione. E così arriva la conferma che curarsi al nord è più facile. Perché anche in questo caso l'Italia va a 2 velocità? Oh, ecco, già è cominciato il dibattito. Allora, D'Agostino, che è successo? Lei non le convincono mai queste classifiche? No, le ritengo un po' riduttive, però certamente se rappresentano una situazione diffusa. Ecco, se dobbiamo dire che c'è un problema legato all'organizzazione dei presidi ospedalieri siciliani, questo è assolutamente vero, quindi non si può escludere. Non so se però, voglio dire, queste classifiche rappresentano pienamente i veri problemi dei singoli ospedali. Bisognerebbe veramente scendere nel dettaglio e capire come vengono fatte queste classificazioni, perché essere classificati positivamente per un reparto e poi magari averne 18 che non funzionano, non credo che... allora, intanto saluto il nostro Antonio Condorelli. Ciao Antonio. Questa inchiesta... Aspetta, non lo sento, fatemi sentire Antonio Condorelli. L'approfondimento di Agenas arriva... Non sentiamo Condorelli in studio, lo dico alla regia. Allora, Antonio. L'approfondimento di Agenas arriva... Non lo sentiamo. Allora, noi sentiamo Condorelli in studio. Aspetta un attimo Antonio che ti ricolleghiamo. Nel frattempo, mentre aumentiamo il ritorno di Antonio Condorelli... Ci siamo? Eccoli qua, adesso ti sentiamo. Allora, dicevo che l'approfondimento di Agenas arriva, che comunque ribadisce delle cose che già noi sapevamo, perché il trend non è cambiato rispetto agli ultimi 2-3 anni. Noi sappiamo che c'è una mortalità esagerata in alcuni settori a 30 giorni negli ospedali siciliani e soprattutto persiste il problema connesso agli ictus. Ci sono delle zone della Sicilia dove non si riesce a intervenire in tempo, ancora oggi ci sono queste zone. Ma questo approfondimento di Agenas viene a pochi giorni dall'inchiesta che ha coinvolto Stagno dal Contrè a Messina. È un'inchiesta importante perché non parla di una persona che ha bisogno di sostegno economico, ma è uno dei primari più importanti che è stato coinvolto, tra l'altro con l'accusa di timbrare il cartellino e poi andare a fare altro. Quindi c'è uno spaccato della sanità in un momento di grande bisogno, di grande sofferenza dei cittadini, che purtroppo traspare anche dagli atti giudiziari, ma soprattutto da quello che vivono le persone tutti i giorni, confermato dall'Agenas. E tra l'altro poi abbiamo visto anche nell'inchiesta, quella che ha coinvolto Cuffaro, c'erano diversi passaggi anche che riguardavano la sanità. Sulla sanità immagino voglia dire qualcosa e lo saluto perché è collegato da Catania, dalla festa regionale dell'Unità, Anthony Barbagallo, segretario regionale del PD. Benvenuto Barbagallo. Buonasera a tutti, mi sentite? Sì, la sentiamo bene. Va bene. Io credo che ci sia poco da aggiungere rispetto ai dati dell'Agenas. È un dato che ci restituisce uno spaccato della sanità siciliana che ogni giorno i siciliani percepiscono, notano, dei ritardi delle liste d'attesa, dai ritardi delle visite specialistiche, con alcune punte che hanno riguardato alcuni scandali, l'ultimo questo a cui alludeva Condorelli a Messina, e che poi potrebbe continuare con il ritardo degli esami delle liste istologiche, per non parlare del malato curato con la gamba di cartone a pacche. Io credo che bisogna dire le cose come stanno.
e nelle migliaia di pagine a cui alludevate voi prima, delle indagini che hanno riguardato il governo della regione e diversi partiti del governo della regione, dalla nuova Democrazia Cristiana a Fratelli d'Italia e a qualcun altro, in migliaia di pagine non esce mai la questione del bene comune. Dice: ma come ci occupiamo di ridurre le liste d'attesa, come ci preoccupiamo di migliorare le condizioni di un ospedale? In tutte queste migliaia di pagine emerge in modo costante e continuo la voglia di fare affari e non quella di occuparsi dei malati. E credo che se siamo arrivati in questa situazione qualcuno dovrebbe chiedere scusa e andarsene prima possibile. Senta Barbagallo, voi avete presentato un esposto recentemente che riguardava la gara degli autisti soccorritori. C'è anche questa, un'anomalia che avete sollevato voi del Partito Democratico, una gara a ribasso, se non ricordo male, del 99,57%. Ma come si fa? Come si fa? Ce lo chiediamo tutti, l'ultima vergogna. La Costituzione prevede che nella pubblica amministrazione si acceda per concorso. Non solo fissano gli interinali per derogare a un blocco delle assunzioni e ci dovrebbero spiegare il perché, ma soprattutto il 99,57% di ribasso. La Faraoni si è fermata. Noi speriamo che non si fermi temporaneamente, che metta la parola fine e che si faccia invece un pubblico concorso per meriti. Luca pure che lo stesso problema non riguarda solo solo il 118, riguarda pure l'AST, dove abbiamo chiesto da settimane un accesso agli atti. L'AST sta vergognosamente ritardando il rilascio di queste copie. Speriamo che non ci costringano a fare un ulteriore esposto. Segnalo che stranamente con tutte le agenzie interinali che ci sono in Sicilia, all'AST è la stessa società che si occupa delle assunzioni del 118 e con ribassi di quelle stesse cifre. Quindi questa è la voglia e l'attenzione con cui il centrodestra si occupa dei malati in Sicilia. Allora, Barbagallo, qui con noi c'è Ismael Lavardera, ovviamente l'abbiamo salutato poc'anzi, più tardi vi vedrete perché avete messo insieme, no, Lavardera, coinvolgo anche lei, questo tavolo, che è successo? Ha messo. Messo insieme, diciamo. A tavola si partecipa tutti, se no diciamo, non è una Già tavola, so dove vuoi arrivare. non è tu, una tavola convinta. bene. Faccia una domanda, facciamo un brano, anzi come Marzullo, faccia la domanda e si dia una risposta. Allora, mi sembra un passo avanti, no, verso l'unità di questo campo largo, cioè, si è detto tanto, esclusivo, inclusivo, il commento, insomma, però alla fine al tavolo ci siete tutti i movimenti ad esclusione, diciamo, di Cateno De Luca, che non si sa ancora che strada deve prendere, se stare all'opposizione o in maggioranza. Però, diciamo, detto questo, è un inciso, diciamo, a questo tavolo ci siete tutti, c'è Italia Viva, c'è Controcorrente, c'è il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, più Europa, AVS, insomma, questo è il campo largo. Guardi, io ho accettato l'invito di partecipare grazie al segretario Anthony Barbagallo e sarà poi la coalizione a definire come dire, i perimetri di questo campo largo. Certo la gente a casa non si affascina rispetto ai discorsi chi c'è, chi non c'è, se ci siamo, se non ci siamo. Io penso che la vera risposta che dobbiamo provare a dare è qual è l'alternativa che vogliamo di questa terra, perché mentre l'Agenas, che ricordo essere non una sigla di un partito, perché spesso e volentieri quando sono stato il governatore Schifani la scorsa settimana in aula e ho enunciato e elencato tutti questi dati, ricordo che il governatore Schifani, quando parla dei famosi 3 saggi a coadiuvare la sanità, dà ad Agenas un compito fondamentale, perché un grande saggio deve essere dato da Agenas, quindi è lo stesso Schifani che attribuisce all'Agenas un grande valore. La saggezza. Ecco, la saggezza. Quindi i dati che emergono da quel dato ci fa capire che questo ipotetico campo largo alternativo deve mettere alla priorità del programma politico proprio la rivoluzione sanitaria che dobbiamo portare in campo, perché rispetto a chi ci sarà non chi ci sarà è un'idea che non affascina i siciliani. I siciliani stanno chiedendo: sappiamo che Schifani è scarso e tutta la sua compagnia è più scarso di Schifani stesso, ma voi cosa volete fare quando arrivate al governo di questa regione? Su questo dobbiamo interrogarci seriamente. Questo me l'ha detto però anche Schifani in aula, dice: avete protestato, avete fatto un sacco di confusione, però dice, non avete portato una proposta.
ma non è non avete così, portato un è progetto. falso. Se si va sulla mia area, diciamo, programmatica da deputato, io ho presentato decine di disegni di legge anche sulla questione, ad esempio, caro voli, non sono mai stato preso in considerazione. Cioè, il tema è che Schifani è sordo e fa finta di non sentire e non ascolta le proposte della maggioranza. Questa finanziaria che ci stiamo ad apprestare a votare è una finanziaria pessima, che non mette al centro i bisogni dei siciliani. Su questo noi dobbiamo incalzare questa maggioranza, che è una cozzaglia indefinita di persone che stanno lì e non hanno un'idea di come cambiare questa terra. Allora, a proposito di Caro Voli, dobbiamo dare una notizia. Oggi era prevista la vendita dei biglietti del Sicilia Express, doveva partire alle 10 con insomma, la vendita appunto dei biglietti sia del primo Sicilia Express sia del secondo Sicilia Express. In realtà questa vendita è stata posticipata a giorno 16, quindi insomma problemi tecnici, diciamo, della piattaforma, così lo ha spiegato la Regione. Antonio, mi sa che con questi treni però non si va tanto lontano in Sicilia, no? Recentemente tu hai fatto anche una inchiesta per la 7 dove hai scoperto un'altra magagna tutta siciliana. Esatto, noi abbiamo una situazione paradossale, che sono stati investiti 325 milioni di euro di fondi PNRR e anche FESDR per acquistare gli innovativi treni hybrid Itaci. Ora c'è stato un problema di non poco conto: questi treni che dovevano collegare Caltanissetta con Siracusa, Ragusa e Gela, quindi è un itinerario che serve 500, 600, 700 mila persone, questi treni purtroppo sono bloccati da mesi perché c'è un problema che hanno scoperto dopo averli acquistati e dopo averli messi in esercizio, che si consumano le ruote dei treni. Questa è una risposta, non è un'ipotesi, è una risposta ufficiale che mi è stata data da Trenitalia. Si consumano le ruote dei treni, si consumano. Allora sarebbe necessario, ma stanno verificando se sia possibile, ingrassare, quindi mettere il grasso sui binari per evitare che le ruote si consumano, ma questi treni, che sono costati 7 milioni di euro ciascuno, sono andato poi a scoprire dove si trovano, e si trovano qui vicino a noi, nel deposito ferroviario, quello vecchio deposito ferroviario Quello di che Piazza c'è a Piazza Europa. Non possono camminare, no? Quindi non possono essere messi in funzione, neanche per brevissime tratte. Non possono essere messi in funzione in quelle tratte, perché in quelle tratte dove ci sono pendenze, curve, salite, il rapporto peso-ruota produce un consumo che è stato definito da Trenitalia, quindi non da me, anomalo, un'anomala usura rilevante, però questa cosa è stata scoperta ex post, perché i treni sono stati testati dopo essere stati acquistati, quindi ora si spera che col grasso si possa evitare il consumo delle ruote, ma in ballo ci sono centinaia di milioni di euro. Faccio la domanda del sempiciotto D'Agostino, Mancuso, è come se io compro la Ferrari però ci cammino sulla trazzera, quella di Caltaputuro, no? Porterei la discussione intanto sulla sanità, il riconoscimento a migliaia di operatori sanitari che in Sicilia sanno fare il loro lavoro, lo fanno anche bene, primari e medici che hanno salvato vite, che hanno fatto degli interventi che da tutte le parti d'Europa a volte diciamo, ci fanno anche plauso, quindi c'è una parte della sanità che funziona e funziona benissimo. Dall'altro invece chiedo al governatore della nostra Sicilia, e dove noi siamo in maggioranza e lo appoggiamo, un atto di coraggio. E l'atto di coraggio è quello di rivoluzionare oggi la sanità, mandando a casa tutti i direttori generali, affinché questa situazione diventi una situazione di grande interesse per tutta la Sicilia, tutti i siciliani, e anche togliere a chi ritiene... Solo i direttori, anche l'assessore. Ma io ritengo che quando c'è una responsabilità, e molti di voi a volte sono forse migliori del migliore agente di polizia giudiziaria, dovrebbe essere il direttore generale a verificare tutto quello che i deputati regionali, i consiglieri comunali, i sindaci rilevano negativamente sulle strutture sanitarie. E quindi la responsabilità diretta è del manager, non può essere del singolo. Il manager è indicato affinché faccia
la macchina faccia funzionare nel migliore dei modi, e se qualcosa non funziona non deve essere Mancuso, Lavardera o D'Agostino a intervenire, deve essere prima di tutti gli altri il direttore generale, perché io ricordo un intervento che ha fatto Ismaele qualche settimana fa in un ospedale, meritorio, ma non è possibile che un direttore generale non sappia quello che Ismaele ha fatto vedere a centinaia di siciliani. E a quel punto noi dobbiamo trasferire responsabilità a chi è pagato affinché questo succeda. Quindi ci vuole un atto di coraggio, un atto di coraggio immediato. Per salutare tutti questi manager che fino ad oggi sicuramente non hanno fatto un buon servizio ai siciliani. Quindi per tirare, diciamo, un po' le somme, onorevole Mancuso, sindaco, cioè azzerare la giunta sì o no? Perché Ma il tema è questo oggi. No, ma la giunta è un altro discorso, ne possiamo anche parlare, ma io non punterei il dito alla giunta, perché molti assessori stanno lavorando assolutamente bene. Sulla sanità sicuramente c'è il disco rosso. Posso allora, dire? un attimo D'Agostino, perché vedo Sbardella collegato, che è il commissario di Fratelli d'Italia in Sicilia, da Atreju, perché così poi lo liberiamo, perché adesso comincia anche la seconda parte della giornata. Sbardella, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Non c'è più, eccolo qua. Scusate, ma io che ci non fa ho seguito vedere? finora Castel Sant'Angelo, che ci fa vedere? Vi faccio vedere Castel Sant'Angelo, dove stiamo facendo la nostra storica manifestazione Atreju. Quest'anno abbiamo veramente un'edizione straordinaria, eccezionale, sia per la location che per la partecipazione di pubblico. Sono venuti tutti là, tranne Ellie Schlein, che verrà però lunedì a Catania alla festa dell'Unità, alla festa regionale. Vediamo se almeno la festa regionale del PD viene. Da noi, diciamo, ha deciso di non esserci. Tranne anche Maglio Messina. Senta, ci sono un sacco di siciliani là, mai come in questo momento. C'è un gran numero di siciliani, perché noi abbiamo un grosso numero di dirigenti siciliani che stanno partecipando a questa manifestazione. Oggi diciamo, ci avviamo alla fase conclusiva, perché la conclusione saranno domani tarda mattinata con l'intervento della Presidente Meloni, e quindi oggi praticamente sono arrivati già tutti, sono già tutti qua. Senta Sbardella, ma si parla, diciamo, oltre ovviamente, questa è una convention nazionale, molto spesso negli anni è stata anche un punto diciamo, di incontro anche come dire, di leader internazionali che si sono confrontati ad Atreju. Dico, però si parla anche dei territori in questa convention nazionale, cioè voi avete portato anche la voce della Sicilia, diciamo, con tutte le criticità, e se ci sono anche le positività che questa terra rappresenta per il Paese. Allora, abbiamo sicuramente portato le voci della Sicilia, non abbiamo fatto, diciamo, dei panel in cui venivano rappresentate le singole regioni, ma abbiamo fatto tutti i panel tematici in cui anche parlamentari e dirigenti siciliani sono intervenuti, portando le esperienze e le problematicità che possono derivare dalla Sicilia. Ma per esempio questa mattina abbiamo fatto un bellissimo panel in cui si è parlato di sanità con il ministro Schillaci, con il sottosegretario Gemmato, dove io, ahimè, purtroppo non ho potuto partecipare, non ho potuto seguirlo perché stavo seguendo in parallelo un altro sull'energia nella sala, nella seconda sala, diciamo nell'altra sala. Abbiamo avuto un programma intensissimo in cui abbiamo toccato tutti gli argomenti, e non sono mancati gli interventi dei siciliani, sia dal senatore Sallemi, che ha parlato nel panel in cui si parlava di antimafia, al senatore Pogliese, che abbiamo visto. Salvo Pogliese, l'avete visto, sono intervenuta Senta Carolina Sbardella, Marchi, le faccio un attimo una domanda, perché poi dobbiamo andare in pubblicità anche con Antonio Condorelli. Insomma, Antonio, nel risico delle bandierine. Esatto. No? Esatto, la domanda è molto semplice, perché in questo momento vorremmo sapere da lei, che comunque è terzo, anche se esprime in questo momento e rappresenta il partito Fratelli d'Italia,
che aria tira nel centrodestra? Perché da più parti arriva la volontà e la voglia di azzerare la giunta in Sicilia. Qual è la vostra posizione e lei cosa sta vedendo? Guardi, per me non c'è estrema necessità di azzerare la giunta. Non è indispensabile. Estrema non è male, Svardella, estrema non è male. C'è non sia troppo democristiano, c'è un po' di necessità, non faccia troppo il democristiano. C'era una volta, si diceva un sogno nel cuore, non morire democristiano. Cerchi di essere Fratelli d'Italia, va, cioè lo dica come stanno le Stanno cose. parlando due che si capiscono. Diciamo che non è una questione di essere democristiani, è una questione di essere realisti. Se si dovesse aprire questo discorso siamo, diciamo, pronti ad affrontarlo. Per noi non è indispensabile, non è così impellente come altri anche alleati rispettabilissimi ritengono. No, io voglio mandare un messaggio di solidarietà utilizzando la tua trasmissione ai due assessori defenestrati del governatore Schifani, l'assessore Messina, l'assessore Lucia Albano, che poveretti, pur non avendo nessun tipo di precedimento penale, Schifani ha deciso di buttarli fuori nonostante questo sistema partito, non utilizzando lo stesso metodo di misura con gli assessori dei Fratelli d'Italia. Evidentemente si scanta, poi traducete a cosa significa a Sbardella, tecnicamente ha paura che evidentemente mettendo fuori i Fratelli d'Italia, quindi gli assessori coinvolti in fatti giudiziari noti, non mette questa cosa, e quindi evidentemente due pesi e due misure. C'è la Vardera che fa solidarietà alla Nuova Democrazia Cristiana, questa te la puoi vendere ai giornali. No, questo è un errore politico, Ismaele. Questo è un errore politico non di poco, perché? Perché il piano politico della scelta di Schifani verso la Nuova Democrazia Cristiana con il piano politico dei assessori e del Presidente dell'Assemblea di Fratelli d'Italia non c'entra assolutamente nulla. Il piano politico della Nuova Democrazia Cristiana è stato circoscritto dalla magistratura, che riguarda un partito e non riguarda le singole persone. Ma anche gli assessori di Fratelli d'Italia sono stati circoscritti dalla magistratura. Non c'entra, non c'entra nulla. L'assessore Amata nell'esercizio delle sue funzioni è rinviato a giudizio, la richiesta di rinvio a giudizio, perché fatti notori al riguardo, ma di che stiamo parlando? Devi aspettare che il giudicato arrivi fino all'ultima parola. Questo è il rispetto della magistratura e delle persone. Ti parla chi ha avuto anche vicende giudiziarie finite nel nulla. Dopo anni. La procura si è messa dopo anni. Allora facciamo così, ci fermiamo, Sbardella, lei resti lì, Barbagallo, ma che fa? Barbagallo deve andare? No. Succede, Se mi liberate. No, allora fermi, non la liberiamo. Aspetti la pubblicità, la liberiamo subito dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta. Allora, dicevamo la Vardera, poi sulla sanità stava intervenendo sulla Vabbè, inchieste, ci sarebbe da dire inchieste, c'è un tema vero, che è la questione morale. In questo momento, mentre stiamo parlando, abbiamo un Parlamento falcidiato da continue richieste di rinvio a giudizio, di gente arrestata fino a prova contraria. Ricordo che, al di là di quello che diceva l'amico sindaco di Adrano, proprio nel suo partito, uno dei deputati del suo partito è finito agli arresti perché quello che dice la magistratura è gravissimo, cioè contatti presunti con la mafia, diciamo, catanese. Quindi, al di là di quello che volemo se tutti bene, no, c'è un problema serio di moralità e ovviamente la politica non può girarsi dall'altra parte e aspettare sempre che sia la magistratura a fare il suo. No, la politica deve intervenire prima a volte la magistratura, perché sono cose che non sono reati ma che sono inoppugnabili e inopportuni. Barbagallo, prima di salutarla, diciamo una domanda per Barbagallo. Sì. La notizia del giorno del PD, mi risulta che Beppe Lumia sia tornato in campo a sostegno di Antoci, un sostegno che vedrebbe con Beppe Lumia una parte del Partito Democratico a sostegno dell'esponente del Movimento 5 Stelle per la candidatura alla presidenza della regione. Le risulta? A me non risulta, quindi Lumia è un autorevolissimo dirigente del partito, conosce bene le regole e quindi non mi pare che lo stile sia quello di muoversi in modo indipendente lontano dagli organismi del partito. Quindi no, la respingo al mittente. Invece volevo intervenire su due questioni. La prima, quella sul caro. Vedremo. Attorno quando vogliamo.
faccio un fatto: se non si tocca l'algoritmo noi questo problema non lo risolviamo, e lo sa bene il governo nazionale. La sta ascoltando Sbardella, Barbagallo, la sta ascoltando Sbardella. Poi sono contento che mi ascolta il collega. Il governo nazionale lo sa bene, tant'è che col primo decreto legge asset di questa legislatura è intervenuto in modo categorico toccando l'algoritmo. Siccome c'è stata la levata di scudi delle compagnie aeree, dalle grandi lobby che si occupano del trasporto aereo, il governo è ritornato indietro e in fase di conversione ha modificato la norma. Quindi o si interviene sull'algoritmo, oppure questa vicenda del caro voli che colpisce famiglie, che tutte le fasce di reddito, lavoratori che vanno a lavorare fuori, studenti fuori sede, questa vicenda non si risolve ed è un'insopportabile speculazione verso le fasce più deboli della popolazione. L'altra cosa che volevo dire, e poi ahimè vi devo lasciare. Noi dobbiamo distinguere rispetto alla riflessione che faceva Mancuso, la questione giudiziaria su cui il Partito Democratico è e resta garantista, ma non possiamo non evidenziare che in questa terra la magistratura continua ad arrivare prima della politica, e nelle indagini che hanno riguardato la Nuova Democrazia Cristiana, il Partito di Fratelli d'Italia e gli altri partiti del centrodestra emerge uno spaccato prima che contro la legge e contro l'etica e la morale pubblica, che va condannato e che a nostro giudizio ha spinto, come dire, per decenza il governatore a rimuovere due assessori. Se non c'è questa presa di coscienza da parte dei partiti, qua salta anche la credibilità della regione e delle istituzioni. Quindi diciamo tutti insieme cerchiamo di fare un passo. La credibilità della regione nei confronti dei suoi cittadini. Quindi la questione morale. Barbagallo, le volevo chiedere un'ultima cosa prima di congedarla. Ma De Luca è stato invitato o no a questo tavolo che ci sarà alla Festa dell'Unità con tutti i coordinatori regionali del Campo Largo? Dei partiti del Campo Largo? Il Cateno De Luca non è stato invitato. Oggi si riunisce il tavolo del centro-sinistra e del campo progressista. Ma non vi farebbe comodo, diciamo, uno come De Luca in casa? Io, Luca, credo che il tema non è quello di sommare simboli o partiti. Il tema è di costruire un progetto alternativo in questa terra che sia credibile e garantisca credibilità nei metodi di governo e discontinuità nel gruppo dirigente anche dei funzionari e dei tanti manager che hanno portato al disastro questa terra. Il perimetro e il baricentro deve essere il centro-sinistra, poi man mano troveremo percorsi di allargamento e di condivisione. Oggi però lo zoccolo duro parte dal centro-sinistra, poi man mano vediamo. Allora le faccio sentire Sbardella la risposta sul caro voli, poi saluto anche Sbardella, insomma lo lascio che ci sarà oggi, insomma gli ultimi 2 giorni di Atrei. Sbardella, prego. Guardi, il caro voli è un problema reale su cui il governo Schifani sta cercando di dare delle risposte e le stiamo obiettivamente dandole e stanno riscuotendo anche notevole successo. È simpatico sempre che il PD ci spieghi come si risolvono i problemi con soluzioni che loro non hanno attuato quando hanno governato. È vero che noi abbiamo una legittimazione popolare nell'aver vinto le elezioni che loro, diciamo, negli ultimi 20 anni non hanno mai avuto, però questo continuo insegnarci come indicarci soluzioni, che noi, se loro hanno buone proposte, siamo sempre disposti a recepirle, però diciamo questo fatto di fare i professorini e spiegarci quello che noi sbagliamo a fare, che loro non hanno invece problemi che noi abbiamo ereditato e che non hanno mai risolto, lo rispediamo sicuramente al mittente. Si vede che l'onorevole Sbardella non paga i biglietteri in quanto deputato, perché se li pagasse si potrebbe accorgere che per arrivare a Palermo, a Catania, ci vuole qualcosa come 1.000 euro andata e ritorno. No, ma il problema lo conosco bene, non sto negando il problema, sto negando il fatto che voi avete soluzioni in tasca che però quando siete stati al governo non abbiamo visto nessun problema risolto. Io non sono mai stato al governo. Non stavo parlando con lei, infatti, si sta infilando in una discussione che non è con lei.
Stava parlando col centro-sinistra, del quale oggi Lavardera, diciamo, fa parte, insomma, Piaccia o meno. che piaccia o meno, come dice lui. Vedremo quando andrà a finire, perché questa è una bella storia. a me ben venga. Mi sembrate molto sicuri, i numeri d'altronde, Sbardella, mi pare che vi diano un po' di ragione su questo, no? Noi, come ripete sempre la Meloni, noi rimarremo al governo fin tanto che i cittadini italiani lo vorranno. Il giorno che i cittadini italiani non lo vorranno più, noi cederemo il passo a chi ha la maggioranza. Non faremo come hanno fatto sempre i partiti di centrosinistra, che si sono arroccati sulle poltrone fin tanto che il popolo con le democratiche elezioni li ha cacciati. Senta, Sbardella, l'ultima domanda e poi la saluto. Ma voi la bandierina sulla Sicilia ce la mettereste, diciamo, assodato che non ci sia uno Schifani bis, diciamo? Siamo pronti a parlarne, nel senso che perché no, potrei rispondere, ma fin tanto che abbiamo un governo in carica cerchiamo di arrivare fino alla fine della legislatura facendo le cose che servono per la Sicilia, per i siciliani. Poi quando si avvicineranno le elezioni cominceremo a parlarne. Grazie Luca Sbardella, coordinatore, anzi commissario regionale di Fratelli d'Italia in Sicilia. Lasciamo a Treu, ci mandi qualche altro ospite siciliano così lo facciamo intervenire in trasmissione. Allora D'Agostino, che c'è? Ha fatto le facce tutto il tempo. Diceva, ognuno che diceva, Lavardera parlava, D'Agostino faceva la faccia. Sbardella parlava, D'Agostino faceva la faccia. Barbagallo parlava, D'Agostino faceva la faccia. È uno dei pochi della maggioranza che quando deve dire una cosa la dice senza peli sulle lingua. Ma anche lui, non è che anche in Forza Italia insomma ci sia un clima così sereno. Tra l'altro Berlusconi, non ho capito la mia funzione oggi qua. Qual è la mia funzione oggi qua? Si trovi un ruolo, si trovi un posto nel mondo. Apri un argomento, poi divaghi, No, vai di là. Non ho capito. Restiamo su Schifani. Restiamo sulla sanità. Restiamo sulla Tu hai eluso completamente il problema. No, io per carità, anzi, questo è un tema di cittadini. Restiamo sulla interesse particolare a non affrontare la questione in maniera assolutamente. Una secca a Nicola D'Agostino. Tagliamo la testa al toro a Nicola D'Agostino. Vediamo, Condorelli. Bisogna cambiare l'assessore che rappresenta Forza Italia alla Ci sanità. arriviamo. No, ma la chiave è questo. Ci arriviamo. Io, come tu sai, Antonio, non eludo mai le domande. Però i ragionamenti sono fondamentali. Allora, innanzitutto voglio andare sulla Seus. Sulla Seus ha fatto bene l'assessore Faroni a bloccare la procedura. Adesso dovrebbe fare meglio, forse la Seus direttamente, e non so se la cosa riguarda anche l'asta, riguardo Mancuso, forse anche l'asta, a revocarle. Perché questi tipi di avvisi con interinale, lasciamo stare il ribasso, perché il ribasso è ribasso sulla procedura, potrebbe non essere significativo, ma la scelta con questi interinali, con questi click day che durano 3 secondi e che non capiamo mai se sono trasparenti, queste cose sono porcherie che vanno cancellate. Allora così rispondo ad Antonio Condorelli. Ecco. In questi 3 anni alla sanità ci sono stati grossi problemi, perché i problemi che solleva in parte l'Agenas, queste classifiche che sono più o meno credibili, ma che certamente fanno emergere problematiche, che ci sono, perché le problematiche ci sono e continuano a esserci. Valutazioni, ma non che poi la valutazione che poi fanno emergere le problematiche. Quindi noi parliamo di liste d'attesa, parliamo di inefficienza, parliamo di malasanità. Io non mi metterei dietro, come ha detto Anthony Barbagallo, agli episodi. Gli episodi ci possono essere anche nella migliore sanità, ma la verità è che questo governo non ha dato il vero indirizzo politico all'assessorato alla sanità. Manca l'indirizzo politico, quindi il problema dell'assessore e la Faroni sta facendo il meglio che può fare. Manca un indirizzo politico, i politici fanno i politici, i tecnici fanno i tecnici. E non sono d'accordo con Mancuso quando dice azzeriamo i direttori generali. Le ricordo che lei è del partito del Presidente della Regione e a Mancuso ricordo che siete mi permette di dire che oggi l'onorevole D'Agostino ha detto la cosa più intelligente che abbiamo sentito da tutti, compreso me. Fammi sentire perché non è d'accordo sui direttori generali. Perché i direttori generali devono essere guidati da un politico che non li ha guidati, e quindi anche i direttori generali sono in confusione. Così come un grave errore sarebbe, lo dico a Luca Sbardella se ancora ma perché spieghi questo concetto? Apertura sul live Sicilia, perché questo è un concetto delicato. Cioè, perché lei dice che i direttori generali devono essere guidati dalla politica? Perché così? Come perché? Perché è giusto che sia così.
c'è un assessore, poi ci sono 2 dipartimenti, quello strategico e il DASOE, che guidano che cosa? Le 18 aziende. Non è che quelli sono liberi di fare quello che vogliono, rispondono a dei direttori generali in assessorato che a loro volta hanno un assessore, l'assessore dà gli indirizzi, i direttori generali dei 2 dipartimenti controllano, osservano, valutano, non dopo 3 anni e poi volemo bene, ogni 3 mesi quello che fanno e quello che non fanno. Verrebbe da dire E questa cosa qui, la situazione di sbando, per cui c'è una responsabilità che è politica di questo governo. La fotografia della piramide che deve essere abbattuta. E questa potrebbe essere un'idea, ma oggi per esempio la revoca stessa... Portateli alla festa Ma dell'unità. scusate, ma la revoca cosa ci stanno a fare in Forza Italia e in Grande Sicilia? Esattamente per fare di capire che c'è un problema oggettivo e che riconoscono che alla base di quel problema c'è la politica. La sanità non produrrà risultati, e abbiamo noi la rete sanitaria da difendere a Roma, fin tanto che non ci sarà la politica che governa bene queste cose. Se ci sono questi problemi... Nella precedente legislatura accadeva? Non accadeva. Nella precedente ancora, quella con Crocetta? Non accadeva, nel senso che ci poteva non è mai essere... funzionato questo sistema. No, non è vero, non accadeva che funzionava, c'erano assunzioni di responsabilità. Poi, attenzione, questo non significa che si arriva all'optimum non ci arrivi, correggi i problemi, ne risolvi alcuni, ma quando lasci le cose così e ci vai soltanto con tecnicismo e non c'è l'anima politica, il problema, visto che il problema è grave, perché se problemi gravi non ce ne fossero, si può anche affidare a un tecnico alla gestione della sanità, ma quando ci sono problemi gravi, perché mi pare che tutti voi diciate che ci sono problemi gravi, lo dice l'Agenas, lo dicono i cittadini, lo dicono i cittadini. Mi permetto di dire se allora serve certamente un cambio di passo, questo è normale che serve, questa è una cosa in politica evidente. Quando una dice determinate cose, dottor Ciliberti, si assume la responsabilità delle cose che dice e le conseguenze di quelle dichiarazioni stesse. Le conseguenze delle dichiarazioni dell'onorevole Agostino, autorevole esponente di Forza Italia, dovrebbero, visto che fa un quadro assolutamente incredibile del piano sanitario, dire una cosa molto semplice: il partito del governatore di cui faccio parte ha fallito, mettersi al gruppo misto, venire a trovarmi al gruppo misto dove si sta insieme con Micighe. No, ma il tema è vero, perché altrimenti se uno fa parte di quella maggioranza ma dice esattamente, ma non è una libertà, ci sono delle conseguenze politiche dalle cose che si dicono. In commissione leggi gli atti e vedi che io queste cose le ho dette anche in commissione da membro di Forza Italia. Io le perplessità le pongo, i problemi ci sono. Poi si devono risolvere. Però se non ti ascoltano evidentemente devi cambiare partito. Vuol dire che un'altra cosa. Vuol dire che può essere che non abbia ragione. La posizione che ho preso, non io, ma il mio movimento a cui faccio parte, non è da ora. Mi pare che il nostro fondatore ha fatto un'intervista proprio sulle pagine della Sicilia, dove lo ha detto a chiare lettere, prima della nomina dei direttori generali, che così si andava a sbattere. Allora, rispetto a questo e rispetto alla mancanza di ascolto e poi a quello che abbiamo vissuto, è chiaro che ci vuole ora, lo ripeto, un atto di coraggio da parte del Presidente della Regione. Però dico, gli unici che in questa maggioranza che parlano, caro dottor Luca Ciliberti, sai chi sono quelli che parlano in questa maggioranza? Quelli che vogliono di più per alzare il prezzo. Lombardo è uno di questi, cioè lui cosa fa? Ogni 5 secondi dice che qualcosa non va perché vuole un assessorato in più. Quando gli daranno l'assessorato in più, evidentemente il problema non si porrà più. Quindi questa è la strategia. Adesso io metto le mani avanti, io non voglio nessun assessore, così siamo tranquilli. Perché allora, vedi, pubblicità, questo vale poi anche per la finanziaria. No, ma non devo difendere Lombardo, che è l'unico, allora, aspetta, non devo difendere perché è l'unico presidente della regione che ha fatto una grandissima riforma sanitaria, senza guardare alle poltrone e senza guardare agli uomini, scegliendo un magistrato di altissimo valore come Massimo Russo, cose e scelte che oggi non ha fatto mai nessuno. Il primo che ha rivoluzionato. Mi sento di dire che ha perfettamente ragione. La sanità in Sicilia si chiama Raffaele Lombardo, tanto per essere chiari, che sono i posti posticini. Pubblicità. E dell'onorevole D'Agostino oggi sono veramente vulcanico, è vulcanico. Bello, in forma. Io non ti ho mai deluso. No. Mai deluso. Devo dire in trasmissione mai. Allora, continuiamo. C'era la risposta. No, ho detto che la riforma sanitaria è nata con Raffaele Lombardo, oggi ci sono i presupposti per poter lavorare bene, lo ripeto, i manager non funzionano, forse anche la testa politica, come dice
il buon onorevole D'Agostino, c'è un atto di coraggio che il Presidente della Regione deve fare. Subito dopo la finanziaria io ritengo che la sanità deve essere al primo punto di quello che è il programma del governo regionale. Solo così possiamo migliorare la fiducia nei siciliani e in tutti quelli che credono che ancora in questa terra una buona sanità ci può essere. Domanda secca a Mancuso, se è possibile. Vai. Lui parla dell'azzeramento dei manager. Raffaele Lombardo aveva sollevato forti dubbi sulla sanità. Ora, dopo l'azzeramento, Mancuso chiede una redistribuzione delle caselle oppure che si cambi il metodo di selezione dei manager, che è un'altra cosa. Questo già lo abbiamo deciso in una riunione di maggioranza e una delibera di giunta settimana scorsa lo ha definito. Rispetto a questo, che la selezione deve essere ancora più stringente, guardando a quelle che sono le altissime qualità dei manager da nominare, su questo non ci sono dubbi. Mi posso permettere di dire che stiamo sempre continuiamo a sbagliare. Esatto. Cioè, continuiamo a sbagliare, ma prendiamo i 18 manager più bravi del mondo, sono tutti fuori dall'Italia. Li mettiamo in questo contesto sanitario, ma cosa fanno? Non è un problema di manager delle dovrebbero anche poter lavorare. Non è proprio questo il tema. Se non era questo il problema, Cuffaro non aveva voglia e intenzione di mettere i propri uomini peggiori nei posti migliori. Il vero tema è quello. La partita non ci sono i maggiormente idonei e gli idonei. La politica deve smettere di mettere mani nella marmellata, decidendo di dire di no. Non è così, perché la pupiata di Cuffaro di fare il sorteggio, guardate che non è poi così peregrina come ipotesi. Tu devi fare il sorteggio perché eviterai che i uomini migliori li metti nelle province per eleggere i tuoi deputati. Nicola, e questa ha è la detto strategia. Ismaele una cosa vera: più idonei, meno idonei, maggiori idonei, una cosa inventata. Esatto. Inventata. Ma perché siamo sempre qua? Siamo sempre qua concentrati a chi mettere e chi non mettere. Non siamo Abbiamo concentrati a chi mettere, stiamo dicendo quello di dare le impostazioni sulla sanità e ci stiamo vedendo chi deve andare qui. No, stiamo dicendo altro. Ma non è questo il punto è che questi direttori, anche se fossero maggiori, meno idonei, più bravi, meno bravi, continuerebbero a lavorare male se non hanno gli indirizzi politici giusti. Oggi questi direttori, è possibile che tutti che funzionano male, questi direttori generali non riescono a produrre perché rispondono bene, al partito politico che li ha nominati. Ma non solo perché questo, rispondono al partito politico che li ha non nominati. è così, non hanno gli indirizzi politici giusti. Signori, non hanno. Però io vorrei capire perché il manager sente il dovere di andare a casa di Cuffaro? Perché la Faraone è andata a casa di Cuffaro? Perché succedono queste cose? Questo andare a casa è sgradevole, che è sbagliato questo, ma che deve sentire il dovere di raccordarsi con l'assessore e di raccordarsi con i direttori apicali generali, questo è logico. Sono completamente contrario, sono completamente contrario a questa visione della sanità. Questa non è una visione della sanità che noi abbiamo in cuore. Il punto è che manca l'indirizzo politico, manca un assessore che tiene tutti. Io sono esattamente, c'è troppo l'indirizzo, è troppo indirizzo politico nella sanità. Il vero tema è che essendoci troppo indirizzo politico si decide ovviamente persino come spostare un infermiere dall'ospedale a un altro, e quando questo accadrà, la graduatoria degli idonei degli OSS, ma di che cosa stiamo parlando? E tra l'altro gente che era in quella graduatoria se ne è dovuta andare fuori. Scusami, cosa mi sta rimproverando? No, niente, diciamo al sistema politico, se quello ha commesso un reato verrà perseguito per questo reato. Qua stiamo parlando del sistema sanitario. Sistema sanitario, troppo indirizzo politico. State dicendo che in questi 3 anni non è andato bene. Io vi dico che il motivo per cui le cose non sono migliorate in questi 3 anni è perché è mancato un vero indirizzo politico. C'era poca politica, e quindi c'era poca politica, e meno male. Cioè io ricordo a chi ci sta seguendo a casa che addirittura per far trasferire un infermiere da un ospedale di Licata, stiamo utilizzando io capisco, diciamo, il concetto. Non mettiamoci più assessore alla sanità, pigliamoli a sorteggio 18 direttori generali, ci sarà lo sfascio. Ma che dite cose
senza senso. Avrei una domanda per tutti connessa con la realtà e con l'ultimo provvedimento che ho scoperto e raccontato, Non dobbiamo essere firmato columnisti, dall'assessore però, Faraoni. ti prego, Sono le linee di indirizzo che recepiscono l'accordo sulla conferenza Stato-Regione che riguardano il percorso, si chiama così, operatorio, che consentirebbe a chi ha le analisi di scavalcare in lista d'attesa chi non ha fatto già le analisi. Cosa ne pensano di questo sistema che emerge dalle linee di indirizzo dell'assessore Faraoni firmato un mese fa? Ma è un atto di indirizzo nazionale questo. Che ha Recepisce un atto di indirizzo nazionale. Certo. Cosa ne pensano di questo sistema in che Sicilia? se viene applicato bene è una cosa che può anche funzionare per abbattere liste d'attesa. Poi se viene applicato male, quindi dai medici di famiglia che fanno prescrizioni non adeguate, fino a chi negli ospedali non riconosce che stiamo davanti perché a cosa serve questo? Serve che se io ho bisogno di un accertamento di vera urgenza, il CUP non funziona, non me lo prenoto, non riesco a trovarlo, sono un cittadino che ha difficoltà ad orientarsi alla sanità, con la ricetta vado in ospedale e dico io ho bisogno di fare queste cose, in 3 giorni dice la legge nazionale. No, qua si tratta di scavalcare negli interventi programmati viene favorito chi ha le analisi. Non c'è il rischio che chi ha siamo sempre l'indirizzo queste sono. Antonio, siamo sempre diciamo non è così, le linee di indirizzo dell'assessore Faraoni d'accordo, ma siamo sempre 13 novembre 2025 chi ha le analisi Antonio, può scavalcare. Ho intervistato anche Scalzo. Antonio, siamo sempre nei segmenti della sanità. Qui il problema è diverso, è strutturale. Quando Nicola D'Agostino si arrabbia dicendo i manager se li cambi guarda che non succede nulla, io non sono d'accordo. Il sistema sanitario, soprattutto quello territoriale, ha guardato a un sistema diverso che è quello delle casse di comunità e degli ospedali di comunità, quindi una riconversione totale di quella che è l'azione sanitaria soprattutto nei paesi delle aree interne dove c'è una maggiore difficoltà. Rispetto a questo faccio la domanda e lo faccio ai manager, non la posso fare al politico. A che punto sono i lavori di miliardi di euro sulle case di comunità e sugli ospedali di comunità? Vi porto l'esempio della mia città, dove ci sono sia la casa di comunità che l'ospedale di comunità. Allora, ancora li devono consegnare. Allora rispetto a questi ritardi, ma ce la vogliamo prendere con l'indirizzo politico? Certo. Ma assolutamente no. Ma deve arrivare un deputato da Palermo a raccontare che al Policlinico di Catania non ci sono i bagni per i disabili. Vuol dire che il manager non se n'è accorto. Non può arrivare un deputato da Palermo a dire che non ci sono i bagni per i disabili all'ospedale di Catania. Evidentemente quel manager non era in grado perché fa solo, quello precedente faceva solo caviglie e caviglietti. Se questa è la politica, non ci stiamo. L'assessore vigila, lo dice la legge, l'assessore vigila, i direttori generali hanno degli obiettivi. Se non li raggiungono vanno a casa. No, io dico, possiamo cambiare, dobbiamo cambiare anche i direttori generali, ma non si può pensare che lasci tutto, la formula lasci immutata, cambia 3, 4, 5 Ci rendiamo conto del fatto che qui abbiamo due esponenti autorevoli della maggioranza, che questa maggioranza sta per andare in finanziaria dello stesso partito, in teoria. Esatto. Questa maggioranza sta per andare davanti alla finanziaria e magari sarà approvata o non sarà approvata, ma ci rendiamo conto di quanto sia complesso in questo momento il percorso del centrodestra e soprattutto del presidente Schifani in Sicilia? Sulla finanziaria ci sono. Allora facciamo così, l'ultima pausa pubblicitaria e poi rientriamo. Abbiamo pochissimi minuti, una decina in tutto per capire lo stato di salute di Forza Italia. Io voglio sapere, tra l'altro le parole di Berlusconi Junior sembravano essere rivolte un po' anche. Ma io sulla finanziaria però voglio rispondere a Condorelli. Condorelli ha detto una cosa. A Schifani a Tajani. Schifani a Tajani. Vabbè, torniamo subito dopo la pubblicità. Allora, rientriamo. D'Agostino, nell'ultima parte della nostra trasmissione, voleva aggiungere qualcosa sulla finanziaria regionale? Il problema della sanità, l'ha detto Condorelli, si ripercuote anche sulla finanziaria. Facciamo l'esempio, è uscita dalla Giunta una buona finanziaria, asciutta, pochi articoli, alcuni possono essere più o meno condivisibili, molti erano veramente di sostanza, di grande indirizzo, immagini 200 milioni per la decontribuzione sud, una cosa seria, sono cose...
Ora arriva in aula con 140 articoli, di cui 60, 70, 80 ordinamentali. È una cosa che non ha senso, è diventato un pasticcio. E ci stiamo dimenticando che esisteva la ZES unica e adesso gli imprenditori prenderanno dal governo molto meno di quanto pensavano di prendere. Potevamo, per esempio, sostenere gli investimenti concreti della ZES unica. Abbiamo gli ASACOM e quindi i servizi dei comuni sono andati, sono fatti ricevere da Schifani e hanno ottenuto 30 milioni, ma 30 milioni non significano nulla, bisogna metterne 40, 50 solo sui servizi Però è ASACOM. una risposta, diciamo, Ma che sì, ha dato il ma governo. non è una risposta di sistema. Gli extracosti che Mancuso ha condiviso nella manovra di bilancio dell'anno scorso e che adesso che rimangono ancora una cifra esigua, i comuni sono sull'orlo del collasso. Queste sono le cose che potrebbero fare la differenza, ma anche qui manca sensibilità politica, è un problema evidente. Lo sì, io sono sempre più convinto che lei deve partecipare alla festa dell'unità regionale con la Vardelli. Io partecipo alla festa di Forza Italia. Allora, festa di Forza Italia, a proposito, guardi, le faccio vedere un filmato che così ci apre un po' il tema Forza Italia, partiamo dal nazionale, guardate qua. Eccoci qua, ci sono i nostri amici contestatori. Vi stavamo aspettando, bravi, facciamo un applauso ai nostri amici contestatori, bravissimi. Posso fare una citazione storica? Ecco i nostri amici contestatori. Sapete come diceva il presidente Berlusconi? Siete sempre solo dei poveri comunisti. Diceva il presidente Berlusconi, brava Marta, siete sempre solo dei poveri comunisti. Imparate ad ascoltare prima di contestare. Imparate ad ascoltare prima di contestare. Fatemi parlare prima di contestare. Questo dimostra tutta la vostra inutilità. Siete inutili. Allora, i contestatori non erano i Propal, non erano le brigate d'assalto, erano un pugno di studenti che affrontavano il semestre di medicina voluto nella riforma proprio dal ministro dell'università di Forza Italia che è la Bernini. E in questo caso, diciamo, le dico subito che il comportamento della Bernini è sgradevole. Ha detto delle cose dei poveri ragazzi che è una cosa che un ministro non dovrebbe mai non solo fare, ma neppure pensare di fare. La riforma dell'università è evidentemente sub iudice. È probabile che la Bernini abbia sbagliato tutto, adesso sta provando a correggere le cavolate che ha fatto in questi mesi e attacca e aggredisce dei poveri ragazzi. Se mi sente il coordinatore regionale che fa una cosa del genere dovrebbe vergognarsi. Il coordinatore regionale di controcorrente, se mi stai sentendo, Gandolfo Loverde, facciamo una tessera all'onorevole D'Agostino, una tessera di controcorrente così. Ma non si può sentire una cosa del genere. A dei ragazzi ci dice poveri comuni, ma che cosa vuol dire? Poi, ma che cosa vuol? Ma cose da pazzi. Se ne sarà pentita, spero. Spero che stia lavorando per vedere come invece evitare che il flop diventi un floppone. Allora, Forza Italia. L'intervento è a metà, poi rinterviene il ministro e dichiara che a febbraio sarà risolto tutto per tutti quanti. Questo è quello che allora, mi segue. La tessera di Forza Italia di Agostino passa ad onorem a Mancuso. Esatto. La sua rimane, però il clone lo facciamo. Noi stiamo bene con le tessere che abbiamo fatto qualche giorno fa di Grande Sicilia, quindi no, però Forza Italia, sto partito ha un problema, insomma, no, è un problema in Sicilia, è un problema nazionale. Ora è intervenuto Berlusconi, qua ci vuole un ricambio anche generazionale, facce nuove. Ma quando Berlusconi Junior dice che bisogna cambiare le facce perché sono troppi, fa un chiaro riferimento a Schifani e Tajani. Cioè, il tema è: ma Schifani non se lo pone il problema se, come dire, il figlio del suo amatissimo Berlusconi onestamente dice: sapete che c'è, cambiamo i volti, perché è evidente che ci deve essere un ricambio generazionale che non è soltanto una questione meramente anagrafica, è una questione di idee, perché il Veneto ci insegna che... del mio partito, io non parlo di te. È evidente che quello che ha detto prima Marina Berlusconi un paio di settimane fa e ora ripetuto da Pier Silvio Berlusconi è un indirizzo chiaro di un rinnovamento che non significa rottamazione, significa però rinnovamento, quindi mettere linfa nuova dentro il partito, energia nuova, anche perché i dati non sono così confortanti a livello nazionale, quindi queste cose loro le valutano e le dicono e le fanno. L'investitura di Giorgio Mulè
a coordinatore per la campagna referendaria è già un primo chiaro indizio preciso, è un'investitura precisa, non è una sciocchezza il fatto di essere il coordinatore della campagna referendaria, che è la storia della famiglia Berlusconi e la storia di Forza Italia. Quindi già qui c'è una prima investitura. Giorgio Mulè è uno che voi sapete che posizione ha, non solo in Sicilia ma anche a livello nazionale. Contro il presidente Schifani. Le idee di cambiamenti anche di vertici apicali del partito, per il momento non mi pare che sia in discussione il ruolo di Tajani, è un tema aperto, così come poi c'è stata la cosa della ispezione in Sicilia. Verrà Tajani ad ascoltare i dirigenti del partito, credo ad uno, e cercherà di capire se ci sono dei mal di pancia, ci sono dei malcontenti oppure no. Il primo con cui parlerà sarà proprio non sono io, ti posso assicurare che quello che ho detto io oggi e quello che io penso è largamente condiviso da tutti i miei colleghi del gruppo parlamentare di Forza Italia. Questo Allora, mi approfitto della presenza sia di Nicola Agostino che di Ismaele Lavardera sugli ordinamentali della finanziaria. Proprio oggi viene fuori un articolo del buon Fraschilla, un collega che conosce bene la Sicilia, conosce bene il Parlamento regionale. Noi abbiamo presentato solo 3 ordinamentali nella finanziaria che riguardano le aree idonee per il cosiddetto fotovoltaico, perché non è possibile che da 3 anni presentiamo queste norme. Fabio, non è un problema di qualità, stanno tutte cose giuste, tutte giuste sono. Ma il problema è questo, le aree idonee servono a mettere in regola alla deregulation norme di quelle. Fermi tutti. Allora, Totò Calì, le vignette e chiudiamo. Ciao, questo chi è? Non sono questo. Mi sono preoccupato, sei invecchiato clamorosamente. Allora, vai. Sono questo. Sei sempre giovane, hai visto? Eccoci qua, dai, vai. Ecco. Concita De Gregorio ha detto che la Sicilia è l'estrema periferia del mondo. Ah, anche questa è stata un'altra. Sì. Tutti quanti sono indignati. Di fuori, anche questa, insomma, veramente. Tutti indignati per la realtà dei fatti, insomma. Poi. Allora, via il bonus psicologo e anche il Natale. Mi senti? Sì, vai. Ok, dice qua c'è Babbo Natale, dice dottore, a volte ho la sensazione di non esistere. Va bene, andiamo avanti. Stavo ascoltando, Totò. Oh. Questa è bellissima. Scoperta maxi truffa da 30 milioni ai danni dell'opera di Santa Maria del Fiore a Firenze, e si scandalizzano della nostra cupola. Ovviamente riferimento alla cupola del Brunelleschi. Qua Sicilia agli ultimi posti per efficienza sanitaria. Vabbè, saremo primi in pompe funebri. No, ma no, Questo è drammatico. Questo è drammatico. Oh, caro Voli, no. Mario Messina, che è passato da fare politica a fare l'hostess, che fa? Lo steward. Comandante dell'aereo. Che fa? Fratelli dall'Italia. Fratelli dall'Italia, una volta così. Grazie Totò. Almeno alleggerisci. In chiusura, ha letto l'intervista di Cardinale? Letta, ripeto, anche per Schifani ha detto che era impegnato su altri fronti, non l'ha letta questa Schifani intervista. se l'è letta come l'intervista, non l'avrà gradito, non capisco perché. Cardinale diceva di dare un colpo d'ala alla Giunta. Non mi pare che abbia detto nulla di irriverente nei confronti di Schifani, anzi, gli ha fatto tantissimi complimenti e vorrei anche dire, spero non abbia esagerato con questi complimenti. Ha detto che serve fare un rimpasto, ma lo dicono tutti, credo che lo dica anche Schifani, glielo chiedono anche da Roma, io credo che sia una cosa fondamentale e necessaria. Sta gongolando Mancuso qui perché prende spazio la grande Sicilia. Stiamo guardando il dibattito all'interno di Forza Italia, abbiamo deciso di non fare la tessera di Forza Italia anche quando siamo stati invitati, affinché si regoli all'interno di un grande partito come quello della famiglia Berlusconi e del segretario Tajani di mettere delle regole chiare che valgono anche per gli affiliati come un partito. Quindi voi avete sospeso, diciamo,
Non abbiamo sospeso, siamo stati invitati a fare anche le tessere di le state Forza facendo? Italia. Non le avete No, fatte? stiamo facendo quelle di Grande Sicilia. Guarda che grande, guarda come ride. Non sono sicuro. Guarda come no, ride, guarda non come sono ride. sicuro. Puoi starne D'Agostino. certo, Allora puoi siamo starne in chiusura, certo. grazie Ismaele Lavardella, grazie a Nicola D'Agostino, deputato regionale di Forza Italia, grazie al sindaco di Grazie a Adriano voi. Fabio Mancuso, esponente di punta di Grande Sicilia, il partito di Lombardo, La Galla e Miccichè. Totò l'abbiamo salutato, tutti gli altri ospiti li abbiamo salutati. Antonio, noi ci vediamo la prossima settimana. L'inverno è caldo. E la campagna elettorale è già partita, mi sa, Esatto. da un po'. Buon fine settimana a tutti, appuntamento alla prossima settimana, noi non ci fermiamo neanche durante le feste di Natale, quindi state con noi, vi teniamo compagnia anche sotto l'albero.